Con una mamma degli studenti pendolari ieri una riunione, cosa ne è scaturito, cosa chiedono i genitori? Penso si parli di diritto allo studio garantito. Certo, certamente, indubbiamente. Cosa ne è scaturito? Nulla, un nulla di fatto, una gigantesca fumata nera, in quanto ci è stato ribadito, non dico solo ieri, ma sono ormai giorni e giorni che noi cerchiamo di venirne a capo di questa situazione. Quale situazione? Semplicissimo, un diritto sancito dalla Costituzione, cioè quello, il diritto allo studio per noi, per i nostri figli e per tutti gli studenti pendolari di Aragona. Niente, è inutile dire che le casse comunali a quanto pare risultano vuote, il sindaco ha a disposizione una somma esigua con la quale non può far fronte, diciamo, a tutte le mensilità di trasporto. La ditta che gestisce questo trasporto degli studenti non è intenzionata a fare il benché minimo passo in avanti nei confronti né degli studenti né dell'amministrazione comunale. Noi ci troviamo nell'impasse di purtroppo dover in qualche modo dare un segnale forte. Quale vuole essere il nostro segnale forte? Quello di a questo punto non sottostare a questo ricatto, chiamiamolo per quello che è, sia da parte dell'amministrazione comunale sia da parte della ditta. A questo punto cercheremo di portare avanti una forma di protesta che è quella di accompagnare noi stessi con i nostri mezzi, i nostri figli a scuola. Rappresentante dei genitori pendolari, cosa sta succedendo ad Aragona e perché questi abbonamenti non vengono concessi in toto come dice la legge? Ma oggi viviamo davvero una situazione unica nel vero senso della parola. Noi è già da tempo che chiediamo che questo diritto allo studio venga tutelato da parte dei nostri amministratori. Oggi troviamo tutte le porte chiuse. Strano, perché tale diritto viene sancito dalla legge e in particolar modo una legge regionale che cosa dice? Che un paese che non ha gli istituti per poter mandare i propri figli ha il diritto al pagamento, o meglio ad avere l'abbonamento gratuito da parte dell'ente per poter raggiungere le sedi scolastiche. Oggi invece ci viene detto no. Il sindaco ci parla di una convenzione già pronta sul tavolo e di un diniego. Bene, a questo punto noi non vogliamo essere ostaggio di nessuno, vogliamo essere cittadini liberi ai quali viene riconosciuto il diritto ai nostri figli, perché attenzione, noi se mandiamo i nostri figli a scuola significa anche renderli liberi di poter battersi e di poter richiedere i propri diritti. Intanto il sindaco pendolino vicino alle famiglie e agli studenti pendolari stamattina ha avuto un'interlocuzione con la ditta che gestisce il servizio e dal prossimo martedì, lunedì sarà firmata la convenzione, dal prossimo martedì gli studenti e i genitori andranno al comune, troveranno gli abbonamenti, li pagheranno al 50%, poi sarà il comune a provvedere per il resto a fornirli alla ditta.